pensi che dopo una lunga assenza, all'apparire della mia presenza, va mutate Renzi e mi mostrate questa circonferenza? Io adesso mi sono alzato, sono stato influenzato, la spagnola mi ha consumato, mi ha ridotto una lice salata. E quando la febbre mi è passata, a furie purghe e chini dello Stato e a di bobba che ha sciupigliata, l'epidemia si è sviluppata dentro la casa e si è cuccata appresso a mia moglie e a mia cognata, a soro, frate, a mamma e a padre. Io mi sono visto sconfinato e ho pensato terrorizzato a casi moruno appresso nato, che i carri furono ringarati, e che 10 vuoi che ho passato. Oh signore mi ha beneficato perché si sono tutte sanate per l'igiene che hanno apportato. E siamo state biancheggiate, arracquate e disinfettate, e a capo pere ci hanno appostato da citofenica e sublimata. Poi moverendo ma così armariato, vi sarete immaginate che la miseria mi ha pigliato. E non vi siete sbagliati, avete proprio indovinato. Io stavo a Vezzano impiegato e dal terremoto sono scampato, ma i soldi che hanno mandato per soccorrere i danneggiati e per le case sgarrupate non li abbiamo visti nemmeno pittati. Perché quelli del comitato se li sono passati l'uno con l'altro, così i soldi sono assottigliati e mano a mano sono squagliati. Perché i signori se l'hanno contati, i signori se l'hanno arruinati, i signori se l'hanno mangiato per un fascio grazie alla fora pignata. E io, povero sfortunato, sono restato a mezzo al lato, cornuto e mazziato. Allora così affamato ho pensato, faccio lo soldato, che si moro postato, ma sempre dopo che ho mangiato. Ma dopo che nella camerata mi sono spogliato in presenza e l'armato, il tenente che mi ha visitato è rimasto spoetizzato e a ritta vicina nata si tenessimo sti soldati avessimo patapati e tutti ammazzati. E dandomi una puttata che per poco in terra non mi ha manata ha fatto è meglio che avaniata. Io mi sono visto sconfinato e ho pensato terrorizzato che pure l'esercito mi ha schifato. La guerra è terminata e la censura si è levata, posso fare un improvvisato sulla gente che è speculata, che ha mangiato e che si è aggiustata a spese di quello che se ne è andato per la grandezza dello Stato. Chi teneva sempre appicciati e cannella all'Immacolata perché la guerra fosse durata perlomeno qualche altro annato, quando la pace si è firmata ha avuto in capo una mazzata. Cominciando dallo spostato, che a fuo soldato si è sollevato, se per il fronte non ci è andato, perché a furia è panuttato, o lì tracito in coppa insalata, o caffè che si è masticato, e popolare che si è fumato, o poche zolfe che ha respirato, e tutti e purghe che si è pigliata, l'hanno inabile dichiarato e missi e guardie ha ritirato. Quindi la pelle non l'ha rischiata, la moglie era sussidiata, ogni figlio sovvenzionato, l'ha vestuta a spese e lato. La cavetta se l'è mangiata, la cinquina se l'è pigliata, la pagnotta se l'è portata, o pare scarpa l'ha reputata, la mandella che gli hanno dato la sua signora l'attaccariata e la vestuta e guagliuna ha soldato. E mo che la classe è licenziata e la cuccagna è terminata, la roba conservata mano a mano si è ricacciata, o commerciante si è sparato, o fornitore è stato arrestato e qualche moglie se ne è scappata perché tornando il marito ha soldato non l'avesse trovato gonfiata. Signori miei, l'avete capito, esce per la fabbrica e l'appetito. Me che hanno soldi non vi scompiglia, siamo 15 in famiglia, imma broca e ma sottiglia e mogliere ma consiglia, uno lascia nato piglia, ogni tanto mi fanno figli che poco e niente mi rassomiglia. Con la signora vengono d'accordo, ma contento pure lo sorte. Chiamano un chiato fallimento, si merata una lira argento. Perdonate dell'insistenza se abuso della vostra benevolenza. Voi che ridete a crepapelle da sbottonarvi le bretelle, non me lo date un'ichella? Ha perduto la favella, voi imitate una cusarella, chi se mi piglia la rivoltella, ma va a finire che ci ha pizzato la pelle. E mo che la rima sono terminato con un'inchina e una scappellata, io vi lascio la buona giornata. E per tutti i soldi che mi avete dato, che la puzzata morì sparata. Se non sbaglio mi avete chiamato per un altro poco di improvvisate e se volete io mi intrometto con la rima e la burletta voi mi fate una colletta perché la pancia sta in difetto e se dentro niente ci metto se ne scendono casonette ed è una cosa assai scorretta per la gente di rimbetta. Voi nemmeno me la date niente, ma là ne me ne paziente.